Ale, guarda che c'è fame, muoviti. No, tranquillo, adesso mi metto a cucinare. Dai, muoviti. Ciao a tutti, ben ritrovati a questa nuova puntata del Nuraghe in cucina. Oggi prepariamo gli spaghetti con arselle e bottarga. Dunque cosa abbiamo bisogno? Arselle, queste sono arselle sarde, prezzemolo fresco, spaghetti, non vi dico la marca, bottarga ovviamente, questa è bottarga artigianale sarda, olio d'oliva e sale grosso. Bene, iniziamo a cucinare. Bene, iniziamo a prendere olio d'oliva, ovviamente olio d'oliva extravergine. Si mette con un filo d'olio, pizzico di sale, no, e facciamo partire la fiamma. Distribuiamo bene l'olio, facciamo riscaldare. Nel frattempo facciamo partire l'acqua. Ok, l'acqua abbiamo messo a bollire. L'olio sta scaldando, ancora un minutino e poi versiamo le arselle che si dovranno aprire. Allora, prendiamo le arselle e le mettiamo. Ovviamente vanno tappate. Le arselle stanno già iniziando ad aprirsi. Mondo, hai fame? Moltissimo. E aspetta, tanto poi mangiamo per bene oggi. Infatti. So cameraman qua che viene solo per mangiare. Come minimo, ci mancherebbe. Poi vediamo. Passiamo la fiamma. Tanto diamo una girata alle arselle. Ringrazio per i mestoli brandizzati il Nuraghe Andrea, follower del canale, Che a noi fa sempre molto piacere. Poi quando cominciano ad aprirsi tutte gettiamo un po' di prezzemolo. Non ho messo aglio perché non tutti l'aglio può piacere. A me piace. Anche a me piace, però non sapendo i gusti tuoi e non ce lo metto. Va bene. Mentre io guardo la cottura mi pregusto l'appetito. Sta iniziando a salire anche un bel profumino di arselle. Direi, ragazzi, voi non immaginate l'odorino. Qua c'è famine. Tradotto in italiano, c'è fame che parecchia. Ovviamente non vi sto a dire le quantità di spaghetti, andate a sentimento, quello che volete mangiare, che siano 100 grammi, 200, mezzo chilo, 50, poco fa differenza. Andate a pancia. Ad appetito, qua di pancia ne siamo esperti. Allora, cominciamo a metterci un pochettino di prezzemolo fresco toccato. Poi, ovviamente, se siete amanti del vino bianco, un goccio di vino bianco dentro ci sta anche bene. Non una bottiglia, mi raccomando, un goccio. La bottiglia una volta che se la dovete aprire, poi dopo per accompagnare il pasto. Le arselle sono già. Ammirate il movimento di Alessio nel girare le arselle. Ancora qualche minutino e sono più o meno tutte aperte. Vi facciamo godere e vi facciamo vedere le arselle. Noi in mente sentiamo anche l'odore. Buono? Si sente l'odore del mare. E fra un po' si sente l'odore del piatto. Ciò si può fare anche nel frattempo. Una la assaggiamo. Ecco che buona. Per controllare che sono tutte aperte. Sta aprendo. Ma c'è ancora qualcuna che deve aprirsi, ritappiamo. Mi raccomando, l'acqua che trovate sul fondo non buttatela, è fondamentale. Anche perché insaporisce. Allora, rifacciamo vedere un attimino il regalo che ci è stato fatto. Giusto per... Così. Questa è roba seria. Andrea, grazie ancora. Abbiamo apprezzato. Le arselle le abbiamo spente. Adesso togliamo questo
Prendiamo un piatto, un paio di pinze e leviamo tutte le arselle. Ecco, per vedere quanto sono piene. Che poi noi le chiamiamo arselle, da altre parti le chiamano vongole, ma non sono proprio la stessa cosa, perché le arselle sono più piccole Sì, delle vongole. è vero. Sì, ci esce un bel condimento ricco. Allora, tolte tutte le arselle, eccole qua. Questo è il liquido delle arselle. C'è acqua di mare e non solo. E si tiene perché ci mettiamo la pasta 1-2 minuti prima del fine cottura. Così la tende a insaporire. Ok, l'acqua sta bollendo, adesso gettiamo il sale grosso. Poco, Ale. Alla faccia del poco. Un pizzico di sale. E poi, come fanno in tanti, un filo d'olio d'oliva. Perché si usa l'olio? Si usa l'olio d'oliva per evitare che faccia schiuma mentre cuoce la pasta. Una girata e prendiamo i nostri spaghetti. Sono spaghetti grossi, così mestolo, facciamo così e adesso aspettiamo che la pasta cuocia. Ci vediamo fra una decina di minuti. La pasta è cotta, sei contento, Mondo? Assolutamente, c'ho fame. Allora, liquido delle arselle l'ho rimesso a scaldare, adesso scoliamo la pasta direttamente qui dentro. Pinze. Guardate la maestria di Alessio. Guardate. Contando che la pasta è ancora leggermente al dente, dunque farà ancora un minutino di cottura di dentro. La maestria, infatti, ho fatto cadere. Abbiamo gli spaghetti ribelli. Ragazzi, giusto per la cronaca, sono 50 grammi a testa, detta da Alessio. Qua mi sa che abbiamo sforato i 100 grammi a testa, Ale. No, a testa no, però. Altro pacchetto di prezzemolo. Ok. Prendiamo le arselle. Ta-dam! Adesso il colpo da maestro, la bottarga. Qui ce ne va tanta, Abbonda, non ti preoccupare. Mettiamo tutto. Spegniamo la fiamma. Giusto per la cronaca, ragazzi, voilà. Il pranzo è servito. Adesso ci vediamo per l'impiattamento e poi il buon appetito. Piattiamo. Mettiamo le arselle. Ok, il piatto è pronto e adesso ci tocca solo assaggiarlo. Sei pronto, Mondo? Prontissimo. Beh, ragazzi, buon appetito e buon pranzo. Io inizio.
Per vostra informazione gli spaghetti erano buonissimi. E comunque, se vi è piaciuto il video, mi raccomando, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella così da rimanere aggiornati sulle prossime uscite del video. E detto questo ragazzi, buon appetito, ci vediamo al prossimo video. A Sibiri!